Ok, allora qui innanzitutto siamo nella sede Iber Group e questo è un Security Operation Center dove fondamentalmente in H24 questi analisti effettuano un monitoraggio delle attività cyber a difesa delle infrastrutture dei nostri clienti. Quindi fondamentalmente nel momento in cui un cliente si è dotato di questo tipo di servizio, nel momento in cui inizia un cyber attacco da parte di una cyber gang, argomento ovviamente estremamente attuale, loro intervengono per mitigare questo tipo di attacco in tempo pressoché zero. Attacchi che riguardano non solo i grandi gruppi ma anche i piccoli imprenditori ormai. Sì, diciamo che il tema del cybercrime impatta su tutto il tessuto economico, su praticamente tutte le aziende. Le cyber gang in questo momento, che non sono più solo i classici ragazzini che col cappuccio e sneakers che praticamente effettuano questi attacchi, è in mano a vere e proprie organizzazioni, molto spesso a criminalità organizzate, estremamente determinate, molto spesso anche filogovernative. Di conseguenza hanno strumenti, capacità, tempo e investimenti che permettono loro di essere estremamente aggressivi e si muovono in modo opportunistico. Quindi loro vanno dove fondamentalmente c'è una possibilità di raccogliere un risultato. Si parlava di oltre 400.000 attacchi solo nell'ultimo anno. Sì. Sono sempre tanti e stanno crescendo, stanno aumentando. Sì, noi ogni anno rimaniamo, anche noi operatori, noi stessi rimaniamo praticamente quasi sconvolti, è il termine giusto, da queste percentuali, ma queste percentuali continuano ad aumentare. Continuano ad aumentare perché? Perché è praticamente il cybercrime una delle attività, come dicevo prima, in mano alle criminalità organizzate, che permette di raccogliere risultati molto importanti in termini economici. Infatti si parla di cybercrime SPA perché è diventata una vera e propria industria.